Risale il Covid in Calabria, che oggi fa segnare quota 414 casi e purtroppo 9 morti, 5 a Cosenza, 3 a Catanzaro, 1 a Reggio Calabria. La Regione vara un Vax Day nei giorni riservati ai festeggiamenti per San Francesco di Paola, individuate le sedi dove sarà possibile inoculare il vaccino. Nei comuni l'appello ad accelerare sui vaccini, pronti a vaccinare anche di notte, dosi disponibili nei centri vaccinali. Sempre più scolari contagiati dal virus, in alcuni istituti attivate le procedure di quarantena. I sindacati contro la gestione dell'emergenza Covid della Regione, che sta acuendo la crisi economica, il 1° maggio presenteranno un piano per la ripartenza. Buonasera ad Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli. In apertura parliamo dei dati del bollettino regionale, perché oggi si registrano altri 414 casi in Calabria, ma ci sono 9 vittime. Sono 414 nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Calabria, con 3.911 tamponi effettuati, un rapporto tamponi positivi del 10,58%. Le persone risultate positive al coronavirus nella nostra regione da inizio pandemia sono 58.705, quelle negative 647.270. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 114 a Cosenza, 72 a Catanzaro, 67 a Crotone, 32 a Vibo Valentia e 129 a Reggio Calabria. In calo anche i ricoveri in area medica, con un totale di 474, in terapia intensiva invece 45, 9 le vittime di oggi, 5 nel Cosentino, 3 nel Catanzarese e 1 nel Reggino, che portano il totale a 996, 896 dei quali da settembre ad oggi. L'unico modo per contrastare l'avanzata dell'epidemia è vaccinarsi, ecco perché la Regione ha varato ancora dei Vax Day, dei giorni riservati proprio ai festeggiamenti per San Francesco di Paola. Sono state individuate le sedi dove sarà possibile inoculare il vaccino. Numeri incoraggianti per la 2 giorni del Vax Day in Calabria, 35.103 le somministrazioni negli hub vaccinali della regione, un'accelerazione importante alla campagna vaccinale, così adesso si replica. Il Consiglio regionale infatti ha deciso una nuova 4 giorni dedicata proprio alle vaccinazioni anti-Covid. L'evento eccezionale si terrà nelle giornate dedicate alle celebrazioni in onore di San Francesco di Paola e così dall'1 al 4 maggio prossimo al via la vaccinazione di massa riservata alla fascia d'età 60-79 anni, ai caregiver, ai docenti di ogni ordine e grado, nonché alla rimanente parte di ultraottantenni. Gli hub vaccinali sono stati individuati dalla Protezione Civile. L'azienda sanitaria di Cosenza ospiterà l'iniziativa presso i centri vaccinali del Parco Acquatico di Rend, l'hub di Corigliano, l'ospedale di Paola e la locomotiva di Castrovillari. Ad avanzare la proposta di una seconda vaccinazione di massa nei giorni dedicati al santo patrono della Calabria era stato il segretario questore dell'Assemblea regionale della Calabria, Graziano Di Natale, con la mozione 75 approvata, come dicevamo, dal Consiglio regionale. Adesso, con le 4 giornate di vaccinazione straordinaria, si punta in tutta la regione a superare le 60.000 somministrazioni. Anche questa volta si accederà nei centri vaccinali con la prenotazione necessaria, fa sapere la Protezione Civile, per evitare disagi e assembramenti, per rispettare le categorie indicate all'ordinanza del commissario Figliuolo, per lavorare in serenità ed efficienza il personale. Inoltre, continua la Protezione Civile, l'utilizzo della piattaforma serve per organizzare al meglio il servizio di somministrazione, perché i centri vaccinali devono sapere quante persone arriveranno e a che ora, anche per un corretto utilizzo delle dosi a disposizione. E dai comuni parte proprio l'appello ad accelerare sui vaccini, si è pronti a vaccinare anche di notte, intanto dipenderà dalle dosi disponibili nei centri vaccinali. E vi do anche una notizia che sono in arrivo anche in Calabria le 2,2 milioni di dosi destinate proprio all'Italia del vaccino Pfizer.
La Calabria resta ultima anche oggi in Italia per somministrazione di vaccini, 82%, pari a 491.984 delle dosi inoculate a fronte delle 600.070 consegnate. Il report del Ministero della Salute che seguiamo quotidianamente. In questo scenario ci sono però comuni virtuosi. È il caso di Lattarico in provincia di Cosenza. Qui, lo dicono i numeri, si procede speditamente. Abbiamo vaccinato tutti gli over 80. Tutti gli ottantenni in quella fascia che ci aveva già indicato l'azienda sanitaria in una prima fase quando abbiamo dato noi gli elenchi, anagraficamente gli elenchi degli appartenenti a questa categoria. Poi abbiamo vaccinato tutti 70-79 in base al piano vaccinale. Quindi abbiamo il 100% degli over 80, degli ottantenni vaccinati, ma direi anche quelli della fascia 70-79. Controcorrente, nel Vax Day sabato e domenica scorsa il centro vaccinale della cittadina ha permesso la somministrazione del siero AstraZeneca anche senza prenotazione. Abbiamo aderito al Vax Day perché per me è una grande opportunità. Si dovrebbero aprire le vaccinazioni a tutti subito e vaccinare anche di notte. Io mi sono resa disponibile, io e i medici di base che chiaramente stanno partecipando alla campagna vaccinale. L'Open Day dunque all'inizio era stato lanciata come un giorno senza prenotazione per AstraZeneca, over 60, quindi dai 60 ai 79. Poi è stata rettificata per volere della Regione, però ormai avevamo lanciato l'iniziativa a cui partecipavamo pure noi, quindi poi chi è venuto e aveva le caratteristiche si è vaccinato anche senza prenotazione e abbiamo fatto bei numeri, insomma, che credo diano una grande boccata d'ossigeno a questa nostra provincia di Cosenza così martoriata in questi giorni, perché io dico sempre un vaccino fatto sono almeno 4, 5, anche 10 contagi in meno e noi in questo momento abbiamo bisogno di vaccinare la gente. E lo dico ancora una volta qui, che mi date la possibilità, vacciniamo anche i giovani, perché i giovani sono quelli che vanno in giro. In frigo restano 400 dosi e il sindaco, così come molti altri primi cittadini, spingono verso un nuovo Vax Day. C'è già la data. Spero di poterlo fare in una giornata a cui voglio dare un significato, il 1° maggio, il giorno della festa dei lavoratori. Intanto parliamo anche di contagi nelle scuole perché sono state attivate le procedure di sicurezza nell'Istituto Comprensivo Gullo di Cosenza per la presenza di 2 casi positivi fra alunni e docenti. Classi sono state messe in quarantena, la sanificazione delle lezioni disposte a distanza, i tamponi antigenici effettuati su altri bambini avrebbero però evidenziato nuovi casi, costante il contatto della dirigente con l'ASP. La notizia è arrivata ieri mattina durante le lezioni. Un bambino che frequenta una classe prima della scuola Mattia Preti di Cosenza è risultato positivo al virus. Come succede in questi casi, immediatamente è stato attivato il protocollo di sicurezza che prevede dei passaggi ben precisi. La dirigente dell'istituto, Filomena Lanzone, ha predisposto le contromisure in sinergia con l'ASP. L'ASL ci ha detto che la classe doveva essere evacuata subito, abbiamo quindi chiamato i genitori per prelevare i bambini dalla classe e metterli automaticamente in quarantena in attesa dei contatti che poi avrebbero ricevuto dall'ASL stessa. La procedura che facciamo è quella di isolare subito i bambini e i docenti interessati, di avviare la sanificazione, di chiudere il plesso e di avviare anche la didattica a distanza per questo periodo, per questa giornata della sanificazione e poi di far rientrare le altre classi che non sono coinvolte il giorno dopo. Oggi sia il plesso di Viale Cosmai che l'istituto di Via Popilia, dove è stata riscontrata la positività di una docente, sono chiusi e la scuola Resca segue le lezioni in DAD. Da domani però le classi non coinvolte torneranno in presenza e questo spaventa alcune famiglie che hanno contattato la nostra redazione e vorrebbero continuare la frequenza a distanza. Finora i casi positivi non avevano generato focolai, ma stavolta pare ci siano degli strascichi. Anche questo plesso è stato allertato per via di una positività di un docente che ci è stata comunicata addirittura direttamente dall'ASL. Quindi questo vi dimostra che il contatto diretto con l'ASL è continuo. Di solito il caso positivo rimane quello che è, non c'è una diffusione del contagio all'interno della classe.
Nella classe in particolare, invece che quella di ieri, pare che si siano evidenziati, ma con tampone rapido, il che non sappiamo fino a che punto sia attendibile, si siano riscontrate positività anche di altri bambini. Parliamo invece adesso del sit-in di CGIL, CISL e UIL questa mattina a Catanzaro, perché contro la gestione proprio dell'emergenza Covid, una crisi economica aggravata proprio dall'emergenza sanitaria. Il 1° maggio i sindacati presenteranno un piano per la ripartenza della Calabria. Sindacati in piazza questa mattina a Catanzaro per chiedere alle istituzioni una nuova stagione di confronto sociale per disegnare la ripartenza del territorio. CGIL e CISL UIL dell'area vasta Vibo Catanzaro Crotone nel sit-in davanti alla prefettura hanno evidenziato le difficoltà che da un anno vivono i comparti economici dell'area centrale della Calabria, una crisi aggravata dal protrarsi dell'emergenza pandemica. Per i sindacati nessuna risposta è arrivata dalla seduta del Consiglio regionale con al centro i temi della sanità. In questo momento servono l'assunzione di medici e infermieri in Calabria, i 150 milioni di fondi Covid non hanno garantito che le assunzioni venissero sbloccate e quindi c'è una situazione di stallo perché gli operatori sanitari, medici e infermieri in questo momento non ce la fanno più a gestire l'emergenza. Sia il piano vaccinale sia la nuova riforma del sistema sanitario non può prescindere dallo sblocco delle assunzioni. E accanto a questa emergenza sanitaria c'è anche il tema economico, sociale. Siamo in una condizione di dati drammatici sull'occupazione, 80.000 posti persi in Calabria nel corso del 2020, altrettanti rischiano di essere persi se non si interviene. Abbiamo chiesto al governo regionale di intervenire nel riprogrammare la spesa del POR 2014-2020, un governo regionale che è completamente assente rispetto a quelle che sono le questioni che riguardano il territorio. Ma quali le proposte dei sindacati? Investimenti per creare da un lato occupazione e crescita e sviluppo e dall'altro togliere dall'isolamento questo territorio. Poi c'è il tema principale, quello della sanità. Qui non viene garantito un diritto essenziale costituzionale, quello della salute. Quindi la sanità va necessariamente riorganizzata, per noi la sanità è pubblica, però quelle eccellenze, quelle realtà private vanno necessariamente salvaguardate. E a proposito di sanità, ieri l'audizione proprio del commissario ad acta Guido Longo nel Consiglio regionale. Il commissario ha avvertito proprio i commissari delle ASP: fate assunzioni oppure ve ne andrete a casa, e Spirlì ha chiesto al governo di azzerare il debito. Il giudizio vediamo dei consiglieri Guccione e Gallo. Vaccini e Consiglio regionale, ieri la presenza del commissario ad acta Guido Longo, che ha parlato di sanità all'Assise e dei provvedimenti da attuare per uscire dal commissariamento. La presenza di Longo ieri in Consiglio regionale non è servita a fare chiarezza sulle ragioni del perché la Calabria è l'ultima per somministrazione dei vaccini ai propri cittadini. Ha dato delle risposte parziali più che risposte promesse, sia per quanto riguarda le assunzioni. Ha detto chiaramente a una nostra obiezione che lui provvederà a revocare i commissari delle ASP e delle aziende ospedaliere se non provvederanno alle assunzioni, sia per quelli previsti per il Covid, per contrastare il Covid con i fondi nazionali, e sia quelli che lui ha autorizzato, circa 690 nuove assunzioni a tempo indeterminato per medici, OSS, infermieri, per il comparto sanitario. E così anche per quanto riguarda un'altra questione che noi abbiamo posto, è quella della modifica del decreto 64, che è la riorganizzazione del sistema degli ospedali dell'emergenza e urgenza, per riaprire i nuovi ospedali. Su questo lui ha preso un impegno, che noi vigileremo su questo, di modifica in questo senso del decreto 64, e lo farà nei prossimi mesi. L'assessore Gallo invece sottolinea il ruolo del commissario, che in questa fase di epidemia è affiancato dal governo regionale. Il Consiglio regionale di ieri sera ha dimostrato, qualora non fosse chiaro, che il commissario Longo è responsabile del piano vaccinale e della gestione dell'emergenza sanitaria, e che la Regione sta solo dando un grande supporto logistico e organizzativo, anche attraverso la protezione civile, per assecondare le decisioni di Longo nella gestione di entrambe le cose, piano vaccinale ed emergenza sanitaria. È chiaro che noi abbiamo scelto la strada della collaborazione rispetto a scelte precedenti che invece hanno
fatto prevalere lo scontro fra la regione e il commissario. Non potevamo fare diversamente in questa emergenza pandemica. Abbiamo poi chiesto al governo di inviare più vaccini, perché ora che la macchina vaccinale si è messa realmente in moto, ci sono state 20.000 vaccinazioni al giorno nell'ultimo fine settimana, sabato e domenica, occorrono più vaccini per vaccinare tutti i calabresi e per far ripartire la nostra economia, e ciò che ognuno di noi chiede. Parliamo invece adesso di alta velocità, perché anche in Calabria i treni potranno viaggiare a 300 km all'ora. Il Premier Draghi ha detto da Roma a Reggio Calabria si impiegherà allo stesso tempo di Roma-Torino. Arriva l'alta velocità? Beh, pare proprio di sì. Le rassicurazioni arrivano direttamente dal Premier Draghi nel corso del suo intervento di oggi alla Camera. Finalmente anche da noi si potrà salire su di un treno e viaggiare a 300 km/h. In pratica ci si metterà allo stesso tempo da Roma a Milano e da Roma a Reggio Calabria. Sarà insomma un'alta velocità vera e non il tarocco che ci hanno rifilato fino ad oggi, e nemmeno una delle tante promesse che abbiamo incassato in tutti questi anni. Il costo stimato è di 20 miliardi di euro. La linea migliorerà i collegamenti di rete Sibari-Crotone, Paola-Catanzaro e metterà in contatto l'alta velocità Milano-Salerno con infrastrutture strategiche come l'aeroporto di Lamezia e il porto di Gioia Tauro. Insomma, si tratta di una realizzazione in 6 lotti e il cui tracciato seguirà l'autostrada del Mediterraneo Salerno-Reggio Calabria, deviando da Praia per Tarzia e passando per Cosenza, con una trasversale tra Lamezia e Catanzaro. Parliamo adesso di recovery e di Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, perché è emerso che bisogna raddoppiare le somme per il Sud. Approvata all'unanimità dei presenti la mozione presentata in Consiglio metropolitano di Reggio Calabria dal vice sindaco Armando Neri per il raddoppio della quota di risorse del Recovery Fund destinata al Sud. Secondo il documento approvato dall'Aula, il piano impostato da Palazzo Chigi e in questi giorni oggetto di confronto all'interno del Parlamento non risulta in linea con le indicazioni dell'Unione Europea, che ha stanziato il Recovery Fund sulla base di 3 fattori: la popolazione, la media della disoccupazione degli ultimi 5 anni e il basso PIL pro capite. Sulla base di questi criteri, spiega la mozione, la cifra che dovrebbe spettare al Mezzogiorno si aggirerebbe fra il 66 e il 68%, percentuali che risultano coerenti con le aspettative espresse dai sindaci del Sud. Per questa ragione si invita il Governo a rivedere la ripartizione dei fondi allineandola ai parametri auspicati dall'Unione Europea, e contestualmente si chiede a tutti i deputati e ai senatori eletti nelle regioni del Sud di sottoscrivere la proposta, rappresentandola in sede parlamentare durante la discussione del provvedimento. A fine seduta il sindaco Falco Matà ha incontrato il prefetto Massimo Mariani per presentare le istanze pervenute dal Consiglio metropolitano. Stiamo chiedendo da tempo che il governo applichi quelle che sono le linee guida proposte dall'Unione Europea, cioè che la gran parte di queste risorse vada a colmare quel gap infrastrutturale, quel gap di sviluppo economico e sociale che c'è sui territori, e quindi naturalmente vada a essere investito in quelle che sono le regioni e i territori più poveri del nostro paese, e purtroppo il Sud lo è. E anche nelle università si tornerà in presenza, questo avverrà a partire dal 3 di maggio. Non solo le scuole, ma anche l'università. Dal 3 maggio gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico potranno seguire anche in aula le lezioni del secondo semestre. L'indicazione è emersa dalla riunione del Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Calabresi, riunitosi questa mattina per definire le nuove modalità di erogazione della didattica negli atenei della Regione. Alla luce del decreto delle riaperture del Governo che prevede la ripresa delle lezioni, il CORUC ha valutato necessario partire con cautela, adottando le modalità previste per le zone rosse, dal momento che, seppur classificata in zona arancione, la Calabria vive ancora una situazione complessa. I dati sui contagi restano preoccupanti. Il piano presentato dal CORUC ha ottenuto il consenso unanime dei componenti. Da parte di tutti è stato anche rivolto un invito alla prudenza e al rispetto delle norme di sicurezza. Si potrà partecipare in aula alle lezioni del primo anno prenotando il proprio posto con l'app Smart Campus, secondo le indicazioni già comunicate ad inizio anno. Tutte le lezioni erogate in presenza saranno trasmesse anche online per dare la possibilità di seguirle anche a distanza. Dalla prossima settimana inoltre riaprono le aule studio
studio, delle biblioteche e sull'app Smart Campus sarà prevista una sezione dedicata con un semaforo che indicherà la disponibilità di posti nelle sale. Da giugno invece è prevista la ripresa in presenza anche di esami e lauree. La cronaca adesso, sequestro di beni nel Cosentino da parte della Guardia di Finanza. Il settore del legname era cosa loro, secondo le indagini della Guardia di Finanza coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. I finanzieri hanno sequestrato beni per oltre 50 milioni di euro a un imprenditore di San Giovanni in Fiore, Luigi Spadafora, 70 anni, e ai figli Pasquale di 45, Rosario di 34 e Antonio di 38, ritenuti affiliati di spicco della cosca crotonese Farao Marincola. Dagli accertamenti delle Fiamme Gialle è emersa la sproporzione tra i redditi dichiarati e i patrimoni immobiliari, finanziari accumulati nel tempo, in particolare i sigilli posti a 6 complessi aziendali, 203 immobili, quote societarie, disponibilità finanziarie, conti correnti bancari, titoli azionari, buoni fruttiferi, libretti di risparmio e assicurazioni. Dalle carte degli investigatori, l'inchiesta Stige, sarebbe emerso che i componenti della famiglia avrebbero costituito un cartello per il controllo dei boschi, manipolando e indirizzando l'aggiudicazione di gare d'appalto boschive e provocando danneggiamenti alle ditte che non si allineavano alle direttive imposte dalla criminalità organizzata. Inoltre, proprio grazie alla gestione dei boschi della Sila, gli Spadafora avrebbero favorito la latitanza di elementi di spicco della cosca Farao Marincola, accuse quest'ultime per le quali nel febbraio 2021 la famiglia è stata condannata dal Tribunale di Crotone a più di 60 anni di carcere. La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dalla Procura della Repubblica di Catanzaro contro l'assoluzione dell'ex sindaco di Isola Caporizzuto Carolina Girasole, che nel 2013 venne arrestata per voto di scambio e turbativa d'asta. Secondo la direzione distrettuale antimafia catanzarese era scesa a patti con la Cosca Arena proprio per farsi eleggere. Oggi è arrivato il verdetto definitivo che scagiona da ogni accusa l'ex primo cittadino. Adesso parliamo di un incidente che c'è stato a Cassano questa mattina. Un 84enne è stato investito e versa in gravi condizioni all'Annunziata di Cosenza. Si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza l'anziano che è stato investito questa mattina intorno alle 10 da un'auto impazzita nel centro di Cassano. L'uomo di 84 anni, secondo quanto si è appreso, è in coma. L'automobile che lo ha travolto è una Fiat Panda vecchio modello di colore bianco, alla cui guida c'era una donna in compagnia della figlioletta. Per cause in corso di accertamento, la donna avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver imboccato una strada a senso unico nel centro cittadino e dopo aver urtato alcune vetture parcheggiate su corso Garibaldi e divelti dei segnali stradali, ha finito la sua corsa travolgendo l'84enne, trasportato immediatamente in elisoccorso all'ospedale di Cosenza. Le condizioni dell'uomo sono apparse sin da subito molto gravi. Presentava all'arrivo dei primi soccorritori politraumi. I primi a prestare le cure sono stati i commercianti della zona e una farmacista. Vista anche la vicinanza dell'Episcopio, è accorso subito sul luogo dell'incidente anche il vescovo di Cassano, Monsignor Francesco Savino. Sono stati attimi concitati. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri per stabilire la dinamica esatta dell'incidente. Saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire le cause di quanto accaduto sotto gli occhi increduli dei passanti. Vediamo invece adesso come hanno chiuso le borse. Seduta prudente per le borse europee. Nel complesso i segnali provenienti dai risultati corporate e dai dati macro confermano il recupero delle economie più sviluppate, grazie anche al supporto delle banche centrali e ai progressi nelle campagne di vaccinazione, mentre i paesi emergenti come India e Brasile restano nel pieno della crisi sanitaria. Dall'agenda macroeconomica si attendono soprattutto i dati sul PIL degli USA e dell'Eurozona in calendario giovedì e venerdì. In Italia l'indice di aprile sulla fiducia dei consumatori è salito a 102,3 punti, da 100,9 di marzo, al di sopra delle attese degli analisti 101,8 punti. Negli USA la fiducia dei consumatori è tornata ai massimi pre-pandemia, con il relativo indicatore a 121,7 punti.
Così il FTSE/MIB termina in flessione dello 0,2%, sotto la parità anche il DAX di Francoforte, il FTSE 100 di Londra meno 0,3%, poco mosso il CAC 40 di Parigi meno 0,1%, mentre l'Ibex 35 di Madrid avanza dello 0,4%. A Wall Street proseguono il lieve ribasso Dow Jones ed S&P 500 meno 0,1% e Nasdaq meno 0,2%, con focus rivolto alla riunione della Fed e alla stagione di trimestrali. Sul Forex l'euro-dollaro torna in area 1,208, mentre il cambio tra il biglietto verde yen si apprezza a 108,6. Tra le materie prime viaggiano a rialzo le quotazioni del greggio, con il Brent più 0,6 a $65,4 e il WTI più 0,7 a $62,4. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si amplia a 107 punti base, con il rendimento del decennale italiano in risalita allo 0,82%. Oggi il Tesoro ha collocato BTP short term e BTP indicizzati all'inflazione europea BTPay per 5,5 miliardi, il massimo del range previsto. Tornando a Piazza Affari, scivola in coda al FTSE/MIB di Asori, meno 5,45 in scia al taglio della guidance da parte della competitor Biomerieux. Deboli anche i petroliferi Saipem, meno 2,7, Tenaris, meno 2,1, oltre a Leonardo, meno 2%, all'indomani dell'acquisizione di Hensoldt e Pirelli, meno 1,7%, appesantita dalla trimestrale di Michelin, mentre chiudono in controtendenza Unicredit, più 1,8, Prysmian, più 1,6 e Fineco più 1,2%. Grazie e buon proseguimento di serata. E noi chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Una vasta area depressionaria insiste su gran parte d'Europa e sul centro-nord Italia, mentre la Calabria continua a essere interessata, seppur marginalmente, dall'anticiclone africano che convoglia venti caldi da sud che provocano temperature elevate sui versanti tirrenici e foschie su parte dello Ionio. Domani cielo sereno o poco nuvoloso con passaggio di velature e presenza di nubi sparse sui litorali tirrenici. Durante le ore notturne e sino al primo mattino possibile formazione di foschie dense e banchi di nebbia sui litorali del Crotonese, su Piana di Sibari e Valle del Crati. Temperature in aumento nei valori minimi, massime in diminuzione sui litorali e versanti tirrenici, in aumento su quelli ionici. Domani venti deboli di direzione variabile, il Mar Tirreno passerà da mosso a poco mosso, lo Ionio si manterrà molto mosso in corrispondenza dei bacini crotonesi, catanzaresi e reggini, mosso sul Golfo di Taranto. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. E anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.